Grazie Gilberto, ma poche considerazioni. Intanto credo che sia utile che Rotary ci abbia portato qui oggi, nel senso che comunque un atto ricognitorio su problemi, criticità e strategie è quello di cui abbiamo bisogno tutti. Come mi insegna l'amico Muraro, in teoria delle organizzazioni c'è il modello olimpico e quello a razionalità limitata. Io sono convinto che quello a razionalità limitata sia quello vincente, cioè non c'è un centro decisore, ma esiste una molteplicità di attori che perseguono strategie proprie. Il problema è chi fa il federatore. Io credo che l'organismo di coordinamento egregiamente nelle mani di l'amico Tavolo e di Cecconi debba sollecitare noi tutti, perché poi alla fine noi governi territoriali siamo elementi di un gioco strategico la cui strategia spesso non c'è chiara. E quello che è importante allora è capire, e lo diceva molto bene Francesca Ghedini quando diceva andiamo all'anima. Cioè, come si può vincere, Angelo? Si può vincere, non occorre essere della merda, come diceva l'amico Cecconi prima, quella è una condizione imprescindibile, però diciamo, non è una condizione necessaria. Cioè, diciamo che è sufficiente, forse, è utile, può essere vincente, raccontare l'anima di questo territorio. Ghedini ha toccato un tema a me molto caro, che è una sorta di, non tanto di reinvenzione del passato, come hanno fatto i Paesi Baschi con le Euskadi, ma di riemergenza specifica di un'identità che è stratificata, mi insegna Francesca, che è una dimensione identitaria stratificata. Può essere questo un grande collante? Probabilmente sì, perché il vero grande problema del progetto è ogni città, ogni luogo sostanzialmente si configura come la fermata di un tram oppure di un metrotram. Bene, il problema è cosa trova quello che si ferma, quali sono gli elementi appunto che mettono assieme la circolarità del percorso, qual è l'anima narrativa. Anch'io sono molto affascinato dalla riemergenza della romanità che poi ha costruito il nord-est. Ricordava Ghedini come si è lavorato assieme sulla Viannia. La Viannia è un meraviglioso esempio connettivo con un suo carico economico, Gilberto, perché i romani, i venti, antichi su questo erano molto attenti a produrre ricchezza, ma anche un suo significato culturale, simbolico, per quello che ci ruotava dentro, attorno ed oltre. Quindi venendo a Padova, io non vi nascondo che mi sono visto più volte con l'amico Zorzato, con Tambora, con Cecconi. Qual è il problema? Il problema è che ci viene posto, ve lo racconto perché può ancora essere oggetto di riflessione, è come si propone una città dentro una logica sistemica. Una volta definita la strategia di sistema per la candidatura, una città deve dare forza alla candidatura immettendo elementi di innovatività. A me piaceva molto quello che diceva la Bianchina Alberigo quando sottolineava l'importanza, appunto. Io ho andato a ringraziare il FAI perché anche in questi giorni abbiamo collaborato strettamente. Io ho visto sul terreno cosa fanno i loro ciceroni, sono ragazzini di 16 anni, è emozionante vederli studiare un tema e poi raccontarlo a chi va a visitare il bene. Ecco, credo che sia la cosa più bella, oltre alle cose meritorie che il FAI fa, è veramente, ringrazio Muratori, è fantastico quello che fate per i ragazzi, perché formate classe politica, li socializzate sostanzialmente ad un percorso che sicuramente li fa diventare, mi auguro, dei politici attenti all'identità, al territorio, alle sedimentazioni. Venendo a Padova, io credo che la richiesta che ci è fatta è stata appunto di connotare lungo le tre dimensioni un po' costitutive della nostra identità urbana, quindi la dimensione del sacro, le chiese, il santo è evidente, non solo, il turismo religioso, che vuol dire economia della cultura, la dimensione dei saperi, quindi l'università, e qui dovremmo capire, Francesca, come raccordarlo alla città, perché evocare l'università è importantissimo. Dico Gilberto è stato rettore a lungo, il problema è come lo rendiamo appetibile, cioè cosa significa parlare di Padova come città dei saperi, al di là del fatto meritorio che presenta uno degli atenei più importanti sul piano europeo, che ha
corpo docenti d'élite che forma decine e centinaia di professionisti nei vari campi, che ha delle punte di eccellenza, ma come si inserisce questo in una narrazione di politica culturale che sappia coniugare economia e cultura? Guardo Paola e penso all'importanza del seminario, dei master formativi, che ancora per i giovani ne fa operatori del settore culturale. Cosa dire? Noi abbiamo bisogno di manager, abbiamo bisogno di profili che sappiano trasformare la tutela in valorizzazione, fruizione, filiera che produce reddito, e voi lo fate egregiamente. E poi c'è la terza dimensione, che è la civitas picta. Lo ricordava l'amico Maurizio: nessuna città al mondo ha i metri lineari di affreschi che a Padova, dal 200 o diciamo da Giotto almeno fino ad Anti, come dire, dal 300 al 900 la città di Padova si presenta come un unicum. Però ci viene anche detto che non possiamo raccontare dentro la candidatura le cose che oggi già sono elementi costitutivi della sostanza della città. È chiesta un'innovazione. Ecco allora che, riflettendoci, abbiamo discusso a lungo con il sindaco, con Cecconi e con il rettore, l'idea è anche quella di lavorare su una coniugazione tra antico e moderno che sia del tutto nuova per Padova. La cosa su cui abbiamo un progetto con l'amico Malagutti, che è qui oggi presente in sala della Scuola Italiana del Design, è quella di raccontare un grande luogo del 300, che è il Castello Caravese, come non museo nel senso di Cavò, nel senso tradizionale, ma come grande laboratorio, come grande fucina del Made in Italy. Ecco allora, voi lo sapete, il Comune di Padova ha acquisito recentemente una delle collezioni del design più importanti sul piano europeo. Abbiamo molti compassi d'oro, tra l'altro, a Padova. Abbiamo diversi, pensate a Zambusi, le sue opere sono al MoMA. Come dire, ecco, noi abbiamo delle professionalità che possono raccontare Padova in modo radicalmente innovativo, facendo tesoro della sua filiera stratificata, consolidata, quindi il sacro, la civitas picta e i saperi, ma raccontarli dentro un percorso innovativo che veda quella meravigliosa struttura che quasi tutti voi conoscete, che è il grande Castello Caravese, configurarsi come uno spazio che compiutamente diventa un luogo. Chi ha meglio del design ha saputo interpretare e coniugare il bello, la dimensione estetica, con quella funzionale e il mercato. È evidente che il design è un momento di creazione di valore attraverso la sedimentazione dei saperi artigiani, che sono in realtà made in Italy, storia, innovazione e creatività, quindi giovani. Ecco, io credo che potrebbe essere, ma è un progetto, lo dico anche l'amico Gilberto, è un'ipotesi aperta. Discutevo adesso proprio con la regione, sia con Zorzato che con Tammaro, potrebbe essere il punto di snodo. Se vi è consenso in città su un progetto di questo tipo, come amministrazione noi siamo qui ad aprire le porte, a collaborare con tutti coloro che vorranno portare saperi, competenze, idee innovative. Ma l'idea vincente, a mio avviso, è proprio questa: mettere assieme un qualcosa che l'economia, sì, è vero, l'economia dei beni culturali è un aspetto a volte misconosciuto, non compreso nella sua forza e nelle sue potenzialità enormi, ma sicuramente mi ha fatto piacere che qualcuno prima parlava dell'azienda Lago. L'azienda Lago è un'azienda innovativa dell'Alta Padovana, e il giovane design, l'abbiamo premiato con Malagutti recentemente, ha già dato la sua disponibilità a lavorare come imprenditore che opera nel design dentro il Castello Caravese. Come dire, riraccontiamo e reinventiamo un passato che c'è stato e c'è, sapendolo però coniugare ad una progettualità che metta veramente in rete giovani, competenze, passione, professionalità e, come diceva Francesca, con una grande attenzione all'anima più profonda del nostro territorio, perché se riusciamo a comunicare questo in Europa,
io credo che il progetto non solo possa configurarsi, come diceva l'amico Zorzato, comunque come un tentativo importante, poi comunque abbiamo fatto uno sforzo concettuale, abbiamo messo in rete operatori, ma soprattutto potrebbe configurarsi veramente come un'opportunità di ridisegnare la vocazione anche identitaria e progettuale del nostro territorio. Grazie, sono a vostra disposizione e complimenti per l'iniziativa.